Buonasera a tutti ragazzi, questa sera voglio parlarvi di Biglino. In effetti tante persone sul canale mi stanno scrivendo quando faccio testi religiosi, qualche video sulla religione, incominciano ad arrivarmi un sacco di messaggi: Dio non esiste, Mauro Biglino di verità, questo, quello, Mauro Biglino è il vero traduttore della Bibbia e così via dicendo, ragazzi. Io ho girato un po', nella comunità ebrea per vedere che cosa ne pensano di questo signore. In effetti, gli ebrei, la comunità, ebraica, dice che Mauro Biglino non è un vero traduttore. Lui non è di madrelingua. Come potete vedere, ragazzi, questa immagine la potete ben vedere. Questo è, la madrelingua. Quindi lui dice un sacco proprio di cose che ha personalmente per gli ebrei ha inventato lui. Quindi lui usa Elohim, Kavod, Ruach come cose che dicono qualche altra cosa, ma invece no. Gli autori dicono, gli ebrei dicono che le persone ascoltano e leggono, ma non devono stare a sentire il birichino e di non ragionare con la sua testa, ma di ragionare con la loro testa e di porgli delle domande. Ciao Jasmine. Dicono gli ebrei, noi siamo a disposizione di tutti, quindi se qualcuno vuole avere qualche altra cosa di fuori di questo video, può consultare la consulenza ebraica.forumfree.it. Quindi può andare sul sito ebraico e fare le domande come l'ho fatto io questa sera a loro. Allora, la prima cosa, ragazzi, è che un chiodo fisso che dicono gli ebrei è il termine biblico Elohim, che è un plurale, spesso utilizzato per indicare la divinità. La sua ipotesi, è che non vi sia alcun monoteismo e che gli Elohim sarebbero colonizzatori alieni. Gli ebrei mi hanno dato questa risposta, ragazzi. Allora, il professore può dire quello che gli piace. Al primo verso della Genesi, se estrapolato dal suo contesto, ma poi della grammatica, dicono che se ne fa? Il primo termine significa nel principio di e non semplicemente nel principio. Questo termine, dicono gli ebrei, si attacca sempre al successivo, quindi abbiamo nel principio di creare, vocalizzato all'infinito. Quindi il professore poi ha detto che il testo parla di Elohim a plurale. Una cosa che dicono loro, ragazzi, che un professore di ebraico non sappia distinguere un semplice plurale da un plurale di astrazione, che è un singolare a tutti gli effetti. I verbi ad esso collegati sono infatti singolari ed Elohim non ha l'articolo determinativo e quindi un nome proprio, essendo i nomi propri autodeterminati. Il singolare è Eloah, di radice Allah, comporre norme giuridiche, quindi significa legislatore, che con il plurale di astrazione Elohim diviene legislatore supremo. Quindi dicono loro che questo biglino si deve imparare prima a tradurre e poi a fare le traduzioni, perché lui non ha fatto 17 libri come è stato detto da tutti quanti, che questo Mauro Biglino ha fatto le traduzioni San Paolo 17 libri. No, Mauro Biglino ha fatto solo un libro perché aveva un amico che gli aveva dato questo testo, che tramite amicizia era riuscito a entrare nelle edizioni San Paolo. Quindi non è vero che lui ha tradotto 17 cose sacre, no, lui ha avuto solo una parte da tradurre per amicizia. Poi lui è stato dalla comunità ebraica a impararsi questa lingua. Quindi dicono loro, con 15-20 lezioni che noi gli abbiamo dato noi stessi nella comunità ebraica, quindi lui ha preso lezioni da loro, dicono dopo 20 lezioni si è messo a tradurre l'ebraico, l'aramaico, dice queste qui sono lingue nostre, quindi lui può dire che cosa vuole con la sua testa, ma i veri
la vera madrelingua siamo noi. Quindi noi sappiamo distinguere un plurale da un singolare. Lui invece sta facendo, dicono, di testa sua, quindi anche loro dicono la stessa cosa. Lui sta facendo un sacco di libri e vende, vende, vende. Quindi anche, anche la comunità ebraica dice la stessa cosa, come ho detto pure io. Quindi in effetti diciamo che tutto quello che lui ha detto non è vero proprio nulla, perché lui non sa distinguere un plurale da un singolare. Ad esempio il famoso Reach in New York è il vento che sale con la cenere e che successivamente si riposa. Lui, Ruach, diceva che era la famosa astronave che volava nel cielo, che erano arrivati gli alieni, quindi ci sta proprio un sacco di cose. Cioè Ruach significa spirito. Un altro pezzo forte dell'ipotesi bigliani, come dicono loro, dell'ebraico è Ruach, significa spirito, e invece lui lo definisce come rombo. Quindi significa rombo o soffio dei motori dell'astronave aliena che porterebbe gli Elohim sulla Terra. Stiamo a vedere cosa ne pensano persone, che cosa dicono. Nel libro Il Dio alieno della Bibbia abbiamo l'inizio del capitolo 2 intitolato in ebraico Ruach e in italiano Lo Spirito. Quindi egli afferma che il termine Ruach, oltre ai normali significati di vento, respiro e aria, indica spazio aereo. Non c'è alcuna, ragazzi, vi dicono gli ebrei, potete anche consultare. Gli ebrei dicono non c'è alcuna espressione biblica in cui è usato il termine Ruach per designare un oggetto che viaggia rapidamente. Ma la cosa più che sorprende è che egli afferma che il termine Ruach avrebbe acquistato il senso di spirito solo dopo il III secolo a.C. Quindi diciamo che in effetti, ragazzi, è un casino, cioè Biglino ha usato tutto a favore suo. Quindi diciamo, ragazzi, che eccolo qui, nel testo ebraico della Bibbia, in Esodo 28.3, abbiamo Ruach, questo è in ebraico, quindi però faccio la traduzione così perché questo è ebraico, quindi pure io sto Kromka, spirito di saggezza. Quindi come vedete non ci sta nessuna astronave scritta, e qui stanno facendo la traduzione gli ebrei, ragazzi, non io, perché qua è ebraico, quindi è un casino. Ho fatto delle domande a questi qua, mi hanno risposto, diciamo, ci stanno delle frasi in aramaico, certe in ebraico e un po' di italiano, quindi è un po' misto, quindi ho difficoltà perché davvero qua è arabo. Quindi significa in effetti spirito è in lui. Invece lui dice che ha un'astronave, un oggetto che vola. Quindi Ruach non significa quello. Poi ci sta un altro verbo, Beyadekaf di Ruki. Sempre questo, ragazzi, questo è purtroppo ebraico, quindi significa, per la traduzione degli ebrei, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi ragazzi, Salmo 31.6, questo ve lo posso dire perché me l'hanno mandato loro, però non so se ho detto bene diciamo, la definizione in ebraico, perché sta scritto Beyadeka Afkit Ruki. Significa uguale, nelle tue mani affido il mio spirito. Lo potete trovare al Salmo 31.6, questo qui perlomeno in italiano. Quindi diciamo che Biglino ha davvero fatto, diciamo, un casino. Poi ci sta Gioele 3.1, qua è difficile, ragazzi, Espokti e Trucchi al Kolbasar, traduzione diciamo ebraica, non quella di Biglino. Io fonderò il mio spirito sopra ogni uomo. Quindi ragazzi, come potete vedere, sono tutte parole che hanno a che fare con qualcosa di divino, quindi di Dio. Quindi non può dire che sono alieni, perlomeno. Quindi dicano lui, tutte le parole, secondo Biglino, sono Elohim, sono a plurale.
Sì, sì, guarda, io ho consultato, ragazzi, stasera, no stasera, 2 o 3 giorni fa, la consulenza ebraica per avere un po', diciamo, ho mandato, ho detto perché questo Mauro Biglino fa così, così, io ho mandato questi 3-4 significati, Elohim, Ruach, cioè queste 4-5 parole che lui si concentra molto, diciamo, che sono gli alieni, quindi e gli ebraici, diciamo la comunità ebraica mi ha risposto, però mi ha messo l'ebraico, poi diciamo la traduzione in italiano, però non so se riesco a leggere bene l'ebraico perché non è una lingua che conosco, ragazzi. Però vi sto dando i salmi e quindi diciamo ad esempio ci sta il Salmo 21.5 che dice Mazè Rukaka sarà, che è il tuo spirito se n'è andato. Quindi come potete vedere non mai compare una parola alieno. Quindi diciamo ragazzi che se qualcuno... Ah, ecco qua, secondo Biglino il termine kavod, la gloria di Dio, rimanderebbe a concetto di pesantezza e quindi al peso ingombrante dell'astronave aliena che avrebbe portato gli alieni sulla Terra. Ma kavod, secondo gli ebrei, ragazzi, quindi potete andare anche sul forum, non è che lo dico io perché io non conosco proprio l'ebraico, quindi mi levo proprio da mezzo. Kavod uguale onore e gloria, espressione usata per complimentarsi con qualcuno per il buon effetto e il riuscito di un'azione. Quindi diciamo ragazzi che tutto quello che lui ha detto personalmente in queste poche righe che mi hanno mandato gli ebrei, non ci sta proprio nulla di vero di quello che ha detto Biglino. Comunque ragazzi, per chi crede che io stia dicendo, diciamo, una bugia, una cosa, perché giustamente ragazzi ognuno può pensare, io vi dico consulenza ebraica.forumfree.it, andate lì e fate anche voi come ho fatto io, mandate un'email con dicendo voglio sapere il termine Elohim, voglio sapere il termine Ruach e voi andate lì e quelli diciamo vi risponderanno. Quindi in effetti, allora, Biglino ragazzi lo sappiamo benissimamente, è stato coinvolto nel crack Bersani, quindi già da qui ragazzi capiamo che abbiamo a che fare con uno che è molto facile che imbroglia. Ha ingannato i piemontesi vendendo loro azioni che poi sarebbero falliti, quindi non mi posso fidare di una cosa che una persona inaffidabile in effetti. Lui, Biglino, hanno detto che è un forte, diciamo, riesce a convincere anche gli più, come si dice, scettici, mi pare così è. Quindi lui nel famoso crack Bersani era il più bravo di tutti a convincere le persone, i piemontesi soprattutto, a comprare le azioni della Consob e lui le ha fatto per bene. Quindi Biglino è uno che sa parlare bene, quindi sa farsi, no, riesce a convincerti, ha questa bravura. Diciamo che lui è bravo su questo. Quindi, però, imparasse prima l'ebraico, prima il masoreto e poi, diciamo, l'aramaico, perché lui non è un traduttore. Lui ha preso una ventina di lezioni in mano a questa comunità che adesso io vi ho detto, quindi loro l'hanno aiutato a fare, a imparare un po' di ebraico. Già l'aramaico e il copto e il masoreto stanno a parte proprio, quindi lui non è un traduttore. Non è vero che ha tradotto tutto per l'edizione San Paolo, lui ha fatto solo un po' di testo finale tramite un suo amico che aveva, stava nell'edizione San Paolo e stava con la Chiesa col Vaticano. Lui col Vaticano in effetti non ha mai lavorato. E questo lo dice la consulenza ebraica, diciamo che questa qui non lo dico io, ragazzi. Biglino una sola cosa ha fatto bene, imbrogliare tutti, diciamo, tutti i piemontesi per quel casino che ha fatto il crack di Bersani, di cui lui è stato anche condannato.
Allora, guarda, Ale, tu vai sulla consulenza ebraica, forumfree.it, loro ti dicono Elohim, Ruach, tutto quello che ha detto lui, loro te lo spiegano bello, ti mandano anche l'ebraico, quindi poi io l'ho letto così, non so se l'ho letto perfetto, però abbiamo parlato di Elohim, Kavod, Ruach, perché Biglino si appende proprio su queste 3-4 parole famose, capisci? Poi il famoso grasso, quello che bruciavano gli dei, ha detto che Yahweh era una persona, comunque ha mentito su tutto. In effetti, ragazzi, ma parliamoci chiaro, ragazzi, avete capito questo quanti libri ha venduto, ragazzi? Quello è l'unico miracolo che ha fatto Biglino, ragazzi, è quello di aver triplicato come Gesù ha fatto. Allora, come Gesù ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Biglino ha fatto la moltiplicazione del conto corrente. Quindi ragazzi, è vero che lui nelle sue conferenze non fa pagare l'entrata, però ragazzi, lui vende tanti libri, quindi in effetti quando escono queste conferenze, chiamiamole così, tutti quanti ragazzi si vanno a comprare il libro, quindi un po' per vedere che cosa dice, un po' per curiosità, e lui vende milioni e milioni di libri. Quindi ragazzi, tutto quello che dice Biglino non lo pensate neanche lontanamente. Allora, lui sta vendendo i libri, ragazzi, ma ditemi una cosa, se era una persona per bene, no? Perché fare tutto questo casino e vendere libri? Perché questo Biglino non ha solamente spiegato invece di fare i libri e venderli? Lui poteva andare in giro per l'Italia, oppure dove voleva lui, a dire la Bibbia non parla di Dio, però non ne ricavava denaro. Invece lui, il suo scopo è proprio quello, fare soldi. Perché lui è vero che le consulenze sono gratuite, in effetti vanno tutte nelle sale, entrano gratis, però ragazzi escono tutti quanti da lì col libro in mano. Quindi in effetti è come se avessi pagato al finale, perché tu un po' per farmi vedere che cosa è, che fammi vedere che cosa dice, quindi lui spiega solo alcune cose giustamente per farti comprare il libro poi, quindi si appende solo a certi versi, non spiega proprio tutto tutto perché giustamente poi ti devi comprare il libro e quindi tu per curiosità, per scetticismo te lo compri. Quindi tutti quelli che vanno lì, è vero, non pagano, vabbè, questo è un casino, non pagano il libro, bensì pagano, non pagano l'entrata, ma pagano il libro. Quindi io non è che lo sto dicendo io ho contattato la consulenza ebraica proprio per detto guardate io faccio i video su YouTube, ci sta questo casino che ogni volta che parlo della religione mi viene detto che noi diciamo la Bibbia non parla di Dio e mi hanno risposto subito la verità. Ho mandato un'email dove volevo sapere, secondo me sì, dopo controllo un attimo Ale. E quindi in effetti mi hanno diciamo illustrato un po' la situazione come è, quindi mi hanno mandato questa email e diciamo proprio parlano proprio di un'altra cosa proprio, quindi è proprio un casino, quindi secondo loro questo biglino imparasse prima a fare le traduzioni e poi può incominciare, diciamo, a tradurre l'aramaico, il copto, il masoreto, anche perché loro, diciamo, sono madrelingua loro, quindi non possono dire che eh, è un'altra cosa, perché qui, a parte i teologi, gli ebrei, dice a noi non costava nulla dire quello lì, ma purtroppo non è come dice lui. Lui non sa distinguere una cosa dall'altra. Cioè, dimmi, Jasmine. Cioè, lui ha venduto una barca di libri. E ancora che fa libri, ragazzi. Non è che quello sta finendo di alieno, della Bibbia. Ha usato un sacco di libri per vendere tutti questi libri. Quindi ditemi voi, al finale, ragazzi, lo fa per denaro. Quindi escono tutti quanti da questa conferenza e tutti quanti vanno a comprare sto libro. Sì, sì, lo so, Jasmine, sì, sì, Ale voglio dire, non ti preoccupare che la situazione è quasi terminata, quindi non ti preoccupare. Domani, domani ragazzi vi mando, faccio, diciamo, la diretta con il giornale, quindi
Ale, non pensare a nulla, domani ti faccio vedere che giornale che esce qui a Salerno e vi faccio la diretta direttamente col giornale. Quindi non preoccuparti, stamattina c'è stato un casino qui a Salerno, è arrivato il giornale, quindi domani ci sarà, diciamo, in prima pagina proprio questo fatto mio che sta succedendo qui su YouTube e sul mio cellulare. Quindi domani vedete, faccio la diretta, vi faccio vedere il giornale. Sì, sì, lo so, l'ho consegnata stamattina, sì, sì, lo so Ale, lo so che quello che ti ha scritto, sì, sì, è stata consegnata stamattina in prefettura, non preoccuparti. Lo so che a te è un nome di fantasia, Ale, e cose, però l'ha scritta col suo numero, quindi l'ho protocollata, quindi anche se il nome tuo vero non è, però sì, sì, lo so. Lo so, non lo so, perché questo chissà quanto account c'ha, non lo so. Però non preoccuparti perché domani esce forse pure il tuo messaggio, quindi domani vedi, domani vi dico il giornale che dovete andare a vedere, voi lo vedete online, poi chi è di Salerno lo può andare a comprare a Salerno, però qualcuno che sta fuori ve lo mando io a voi una copia, diciamo, però vi faccio la foto e ve la mando, quindi sì, sì, lo so, è uscito un messaggio così, sì. Comunque non ti preoccupare che domani escono i giornali e quindi vedi come si finisce la situazione, Ale, non preoccuparti. Il messaggio che le ha fatto lei l'ho consegnato in prefettura a quest'ora stamattina, domani esce sul giornale, quindi domani vi metto qui in diretta il giornale che uscirà. Quindi diciamo che stiamo quasi quasi alla frutta, diciamo, quindi non vi preoccupate, non rispondete, non fate nulla, non bisticciatevi, non fate nulla perché è quasi terminata la storia, ragazzi. Quindi è questione di giorni ed è finita. Quindi non scrivete, non fate nulla, fatela fare solo a lei e lasciate stare. Quindi evitate di commentarla o di fare altro. Quindi no, lasciatela stare perché da domani inizia davvero la cosa si è fatta un po' seria perché stamattina sono arrivati i giornali sotto la questura, quindi diciamo è arrivata davvero un casino. Quindi domani vedrete che bel giornale che vedremo insieme. Quindi domani tutti quanti mi raccomando in diretta per vedere il giornale che uscirà. Quindi mi raccomando, vabbè, poi quando è domani lo programma, insomma, così saremo in tanti a commentare e quindi vediamo che cosa hanno detto stavolta, anche se già lo so cosa hanno scritto, quindi però vi lascio la sorpresa. Sì, sì, Jasmine, sì, sì. In effetti una bella sorpresa domani, proprio una cosa grande, grande, grande. Quindi dopo questa qui, no, no, ragazzi, allora, anche, ho contattato anche, diciamo, le Iene, quindi la prossima settimana. Sì, lo so, Ale, lo so. Io ce l'ho quel tuo screenshot, l'ho salvato. Quindi l'ha mandato pure a me, non preoccuparti. Ce l'ho. Ce l'ho anche la questura, ce l'ho anche il giornale. Quindi domani te lo faccio vedere sul giornale. Quindi non preoccuparti di nulla. Stai calma, stai tranquilla, che domani vedi che è successo qua. Quindi stai tranquilla, non pensare a nulla. Quindi domani ragazzi, sì, 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 state tranquilli, non mettetevi paura, stanno camminando molto velocemente stavolta perché lo so Ale, lo so, è inutile che lo scrivi 100 volte perché la fai parlare solo a vuoto a lei. Lascia stare. Ah, ho capito, io lo so, ma non devi dare spiegazioni a nessuno, lo sappiamo Ale. Però non fare il suo gioco, capisci? Non fare il suo gioco, quello vuole in effetti. Però io ho promesso che avrei risolto la situazione e finirà a breve, ragazzi. Quindi la settimana prossima arrivano le Iene. Quindi domani esce il giornale di Salerno. Fra una settimana arrivano le Iene di Italia 1. Sì, sì, vabbè, queste qua sono. Devi vedere cosa ha scritto a me. Ma lo sto dicendo, frase, lo sto dicendo tale che non deve proprio pensarla, proprio non deve proprio calcolarla.
Domani ho detto faccio vedere il giornale a tutti quanti online, lo metto qui, lo vediamo insieme. Allora, Elohim non è, significa, aspetta perché allora, Elohim, perché qua è un casino per trovarlo. Allora, è Dio della Bibbia, no? Un attimo solo perché qua traduciamo. Ah, eccolo qua. Allora, loro dicono, Jasmine, dicono che non sa, Beghino non sa distinguere un semplice plurale da un plurale di astrazione, che è un singolare a tutti gli effetti. I verbi ad esso collegati sono infatti singolari ed Elohim non ha l'articolo determinativo vicino ed è quindi un nome proprio, essendo i nomi propri autodeterminati. Il singolare Eloah di radice Allah, quindi significa legislatore, che con il plurale di astrazione Elohim diviene legislatore supremo, quindi Dio significa. Quindi Elohim significa legislatore supremo, che significa Dio poi al finale. Quindi questo è il termine della traduzione sia al singolare che al plurale, come dice Biglino. Lui invece dice esseri venuti dallo spazio e così via. Elohim tanti di loro. Invece no. Significa legislatore, poi col plurale vicino significa supremo. Quindi legislatore supremo. Quindi diciamo che lui ha fatto tutto un casino. Pure il fatto del profumo che annusavano, no, è tutto sbagliato, tutto. Hanno usato, loro ha detto che loro usavano questo bruciare grasso per stare bene, infatti invece no, era riposante, non era bruciare grasso, quindi è tutto proprio un... Non so come dicono loro abbia fatto queste teorie, quindi si meravigliano perché dicono noi l'abbiamo imparato, non diciamo bene, però le basi principali lui le ha imparate da noi. Dice non sa distinguere le parole perché in ebraico dicono loro se ci sta l'articolo avanti e ci sta Elohim avanti significa una cosa, se ci sta Elohim prima e poi ci sta l'articolo determinativo dopo significa un'altra cosa, quindi purtroppo è complicato. Guardate questo ragazzo che ci sta qui, diciamo, nelle immagini. Questo, diciamo, è ebreo, ragazzi, quindi ebraico. Vedete voi che lingua è. Quindi vedete come è tutto particolare. Mo calcolate uno che vendeva come si chiama? La consov, quindi le azioni, che ha truffato milioni di persone. Poi si è messo a fare per incanto il traduttore, ha preso, diciamo, lezioni dagli ebrei e poi addirittura ha detto che ha fatto traduzioni per il Vaticano, ma quando mai? Ha fatto un amico aveva bisogno di un aiuto e l'ha fatto tradurre un pezzo che doveva dare alle edizioni San Paolo. Quindi lui invece ha detto che ha tradotto per le edizioni San Paolo. Non è vero assolutamente niente. Lui ha tradotto tramite un suo amico che lavorava alle edizioni San Paolo un pezzettino perché lui aveva molto da tradurre e quindi l'ha aiutato. Ma non è che lui era un traduttore ufficiale, come dice, delle edizioni San Paolo, che poi tutti questi libri arrivavano dal Vaticano. Non è vero assolutamente nulla. Quindi poi gli ebrei hanno confermato che non è vero assolutamente nulla di quello che dice, quindi come ho detto io, se non credete a me ragazzi potete andare direttamente, io dopo lo rimetto sotto al video, consulenzeebraica.forumfree.it, quindi ciao Domitilla, quindi non è che lo dico io, lo dicono ma persone che conoscono questa lingua, sono madrelingue, quindi non stiamo parlando di come questi lo conoscono come noi sappiamo l'italiano, quindi non è che lui può fare quello che gli dicono loro, il prof può far dire quello che gli piace al primo verso di Genesi, se estrapolato dal suo contesto, ma poi della grammatica dice che se ne fa?
Il primo termine dice significa nel principio di e non semplicemente nel principio, come dice lui. Quindi ragazzi è proprio un casino, in effetti lo stava facendo giustamente per vendere libri, libri e libri. Addirittura loro non hanno detto che, perché io ho detto ma può essere che questo sia tipo un anticristo, tipo una cosa così. Dicono no, non sappiamo, noi hanno detto gli ebrei, secondo noi è più per una cosa di soldi, dico, questo è uno che vuole fare denaro e quindi non lo consideriamo neanche un anticristo in effetti come io avevo. No, non è un traduttore in effetti, lui ha preso 20 lezioni dagli ebrei, questi che io ho scritto io per avere una, diciamo, delucidazione della storia, come significa Elohim, che significa Ruach, cose che Biglino, diciamo, si appende fortemente su sta teoria qua. E loro mi hanno risposto tramite mail. Quindi mi hanno detto che Elohim significa legislatore. Elohim senza l'articolo, cioè Alessandro, significa legislatore. Con il plurale significa legislatore supremo, quindi Dio. Questa è la traduzione degli ebrei. Poi lui dice essere venuti dalle stelle, tutto il casino che sapete. Ruach dice che significa una ruota, quindi che gira, non è vero assolutamente niente. Quindi è tutto falso quello che lui ha detto. Quindi diciamo che sulla Bibbia ci sono, dice, 2600 ricorrenze del termine Elohim, solo circa un centinaio al plurale. Quindi dice Biglino sta proprio in malafede, quindi questa diciamo noi non lo pensiamo proprio perché è proprio inutile proprio, quindi non ce ne importiamo proprio, però chi vuole, allora loro dicono chi volesse leggere le discussioni nella loro incertezza può contattarci al nostro sito, chi vuole approfondire o chiedere delucidazioni maggiori può contattare il forum degli ebrei. Ragazzi, http diviso sbarra sbarra consulenzeebraica.forumfree.it. Andate lì e voi mandate una semplice mail e dite scusate Elohim, ne vorremmo sapere perché Biglino dice che deve essere e quelli vi daranno la risposta. Quindi come l'hanno data a me penso che la daranno pure a voi, non è che io sono speciale. Quindi io ho detto guardate, io ogni volta che faccio un video sulla religione mi arrivano queste persone, Biglino, Biglino, Biglino così, SD alieno. Ho detto mi volete spiegare un po' com'è la situazione? Perché io ho detto io non è che ne capisco tanto, quindi voi siete madrelingua, ho detto se mi potete dire qualche cosa. E loro mi hanno risposto diciamo a queste domande di Elohim, Ruach, e è proprio il contrario di quello che dice Biglino. Quindi io ho domandato Elohim Kavod Ruach, cose che Biglino si appende proprio fortemente. Anzi, se è vero, lui si appende proprio sulla parola Elohim in effetti e sulla parola Ruach che significa astronave per lui. Quindi lui, ma non lo so, Domitilla, ti dico una bugia. Quindi diciamo che ci stanno tante cose che sono pazzesche. Ad esempio, una tradizione che lui ha detto, Beiadeka Afrik Ruki. La traduzione, diciamo, dall'aramaico Coppoto e Masoreto significa nelle tue mani affido il mio spirito. Salmo 31.6. Quindi ragazzi, queste parole, nelle tue mani affido il mio spirito, non è che sono parole di alieni, ragazzi, non è che in questa parola noi possiamo capire che stiamo mettendo, ci stanno gli alieni in mezzo, quindi io non credo proprio. Cioè dalla traduzione, dall'aramaico, dal masoreto, dall'ebraico, esce la frase nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi dove sta st'alieno? Quindi ci sono tutte domande che, ad esempio, ci sta quest'altra traduzione, Gioele 3.1. Non so se. Sì, sì, Jasmine, ci sta scritto, poi questo non so se lo dico bene. Ash Pocket et Rookie al Corbasar. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo. Ragazzi, secondo voi sono parole di alieni?
C'è una traduzione che mi dice: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo. Non posso dire che questa parola tradotta dal masoreto, dal copto, dall'aramaico possa in qualche modo essere, diciamo, da un alieno, no? Oppure da una creatura venuta da lontano, come vogliamo dire noi. Qua si parla: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo. Quindi non credo che gli alieni mettevano il loro spirito sopra ogni uomo. Quindi, come vedete, le traduzioni che loro mi hanno mandato, che io poi ho fatto, non so se l'ho detto bene in ebraico perché non è arte mia, però la traduzione è questa qui. Quindi diciamo Jasmine al finale loro hanno detto questo, quindi non sono parole Jasmine che possono essere riferite a persone aliene o altre diciamo venute dallo spazio, quindi non credo proprio. Quindi tutte queste traduzioni che loro mi hanno mandato non c'è un minimo verso dove possiamo avere un dubbio che ci sta qualche cosa di alieno. Quindi le traduzioni sono fatte dagli ebrei, sono fatte dall'aramaico, dal copto, dal masoreto. Queste persone loro lo fanno proprio per culto di religione. Gli ebrei hanno, vedete questa fotografia che ho messo, ragazzi, questo è un ragazzo ebreo sicuramente con la Bibbia in mano e quello è il famoso muro del pianto, come conoscete, che per loro è sacro. Quindi loro su queste cose ci tengono, anche se non sono come noi cattolici, in effetti gli ebrei sono molto credenti alla Bibbia, diciamo, quindi hanno una visione un po' diversa da noi, però la Bibbia è uguale, quindi come ce l'abbiamo noi ce l'hanno pure loro, quindi cambia solo il modo di pensare, però è quella lì la Bibbia, quindi meglio di loro nessuno la può tradurre, quindi la Bibbia, ragazzi, la lingua di Gesù è l'aramaico, quindi non possiamo dire che un italiano si è imparato l'aramaico che poi l'ha tradotto a fatti suoi. Poi soprattutto se poi sì, sì, ma figurati Jasmine, se poi andiamo a vedere che poi questo biglino in passato ha dei precedenti che diciamo ha imbrogliato le persone, allora ragazzi io non posso continuare col video perché penso che ho detto tutto. Quindi da una persona che ha fatto quel poco di Dio, diciamo, ha imbrogliato tante persone, ha convinto tante persone a comprare delle azioni che poi sono andate tutte sottosopra, bancarotta fraudolente, un casino, quindi della Consob, crack Bersani, è stato insieme a 21 persone coinvolte, quindi che cosa vogliamo dire ragazzi? Vogliamo credere a uno così? E io non credo proprio ragazzi. Purtroppo uno dice, vabbè, ma quello è il suo passato, sì, ho capito, ma lui non è che ha fatto un altro reato, lui ha imbrogliato. Quindi non puoi credere a uno che lo fa diciamo, per fare denaro. E poi un'altra cosa, ragazzi, questo è 20 milioni di libri al giorno. I soldi, l'unico miracolo che ha fatto Biglino, come ha detto gli ebrei e come ho detto pure io in altri video, è quello del conto corrente. Buonanotte Alessandro. Quindi l'unico miracolo che è riuscito a fare, come Gesù, Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, lui ha moltiplicato il conto corrente. Quindi un miracolo l'ha fatto l'umbiglino, non è che non l'ha fatto. Quindi solo che l'ha fatto in, in denaro, diciamo. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte. Ho voluto fare questo video perché adesso mi è arrivata la traduzione, diciamo, degli ebrei, quindi un casino un po' perché dovevo leggere delle frasi ebree qua, ma non la capisco proprio. Ci sono riuscito più o meno così, però diciamo, non forse l'avrò detto in modo sbagliato, però vi ho detto il significato in italiano che significava, quindi questo è quello che importa, anche perché qua mi pare tutto arabo, quindi vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Quindi domani mi raccomando, tutti quanti in linea, domani vi farò vedere l'articolo che uscirà e poi domani lo commenteremo insieme. Quindi
Ci sentiamo domani, buonanotte a tutti e domani vedremo che sarà successo. Quindi notte a tutti ragazzi, a domani.